Io e mia moglie siamo stati decine di volte a Tarvisio, ma questa è la prima volta che visitiamo, ovvero scendiamo nell'orido dello Slizza. In realtà, più che un orido, si tratta di uno stupendo percorso naturalistico ad anello che può essere fatto da chiunque in circa un'ora e mezza. Il nostro obiettivo era quello di scappare dai 38 gradi della pianura friulana. Quando siamo arrivati lì, però, ho deciso che era possibile documentare questa esperienza per condividerla e per dimostrare che, a parte i bambini più piccoli, chiunque la può fare. La discesa e la salita si fanno su percorsi a scalini e tratti sterrati sempre protetti da barriere che fanno da passamano. Arrivati sul greto dello Slizza, il percorso prosegue lungo la gola che il torrente nei millenni ha scavato nelle rocce. Comode passerelle di legno consentono di camminare sospesi sopra le acque del torrente e godere della frescura che si diffonde nell'aria. Molti sono gli spazi per sostare, chi porta i cani a rinfrescarsi, chi si ritaglia una spiazzetta personale, chi si appropria di una delle molte pietre per prendere il sole, chi pesca e chi si è attrezzato per un frugale picnic.